Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci siamo ben trovati, questo è il secondo appuntamento di Proscenio, che è quella parte del palcoscenico, quella terra di mezzo, protesa un po' più verso la platea, quindi verso il pubblico, e quindi in questo spazio preciso noi proviamo a collocare e a darvi delle informazioni che riguardano le forme d'arte, lo spettacolo dal vivo, partendo dal teatro e quindi anche la musica, e poi una delle danze più antiche, perché in correlazione poi con la musica, quando si stabilisce che il ritmo e il tempo nella vita sono importanti, succede anche che i corpi esprimono un linguaggio universale attraverso un'arte che si chiama danza, per l'appunto, che può essere coreografata e quindi secondo movimenti precisi, o può essere espressa secondo un'antichissima arte, soprattutto da un punto di vista della didattica, che è quella dell'improvvisazione. Ora, noi non parliamo, non entriamo nello specifico in quello che può essere l'universo o il mondo della danza espresso attraverso una compagnia o attraverso una scuola, ma proviamo a raccontarvi, a dirvi quanto può essere importante avvicinarsi al mondo della danza da un punto di vista della didattica, e quindi da chi la danza in realtà prova da tempo immemore ad insegnarla. E casualmente, ma non casualmente, la nostra scelta ricade su un ibrido, perché esistono i popoli, esistono le nazioni, ma poi esistono le arti che coniugano e che quindi abbattono ogni qualsiasi tipo di barriera. E abbiamo un personaggio che è un artista, una donna, una maestra che vive in Calabria da un bel po' di tempo a questa parte, che ha inventato diverse cose, insomma, nella sua carriera, ma che soprattutto ha stabilito dalla sua formazione, oltre che essere una danzatrice, oltre che essere una coreografa, oltre che essere una maestra, capire come poteva diffondere questo linguaggio internazionale, mondiale, universale della danza, partendo dalla didattica. E noi diamo il benvenuto a Proscenio in questa puntata a una persona che si chiama Brunilda Lato. Ciao Brunilda. Bentrovati. E poi abbiamo, perché dai punti di partenza ci sono anche i punti intermedi, mai di arrivo, perché nell'arte mai si arriva ad imparare tutto quello che si può imparare, perché è una continua formazione, bisogna continuare sempre a ricercare, a imparare, ma soprattutto poi si continua ad imparare anche insegnando, perché poi gli allievi sono una grande energia in tutto quanto quello che è il mondo dell'arte. E c'è come dire, un'emanazione importante che parte da Brunilda Lato, che arriva, perché è stata anche una sua allieva, che si chiama Veronica Todaro. Ciao Veronica. Trovati. Ci siamo, poi ho provato a ricordare tutto, ma io sono un po' così. Allora, partiamo da quello che io ho detto, no? Dal linguaggio universale e dal fatto che la danza, assieme alla musica, e torniamo ai primordi, no? Quando ancora probabilmente non si parlava dei linguaggi, ma che comunque ancora ora è una grande attualità. La danza è un linguaggio universale che si esprime attraverso il movimento del corpo, dei corpi in generale. Quanto è importante oggi insegnare danza? Quanto è importante oggi apprendere danza? Beh, danza è il massimo dell'espressione, diciamo, di quello che ognuno può sentire, secondo me. Per me è stata vita la danza. Ho iniziato da quando ero piccola, perché mia madre faceva la ballerina classica, il mio padre era un oboista, il primo oboista del Teatro dell'Opera, quindi diciamo da piccola andavo dietro di loro e la passione della danza è cresciuta insieme a me. Quindi fare danza secondo me è una cosa importantissima perché ti fa
ti crea carattere, perché è anche una disciplina, l'abbiamo sempre detto, e non solo i modi come uno si esprime, come in contatto, la comunicazione con altre persone. È tutto, per me la danza è tutto. Senti, è visto tutto. che tu comunque sei tornata indietro, e questa è una cosa che mi piace, no? Io ho frequentato diversi, per mestiere ovviamente, no? diversi posti dell'Est Europa, dell'ex blocco anche post-sovietico, dove comunque c'erano le strutture di formazione culturale erano di primaria importanza, no? A prescindere poi da quelli che erano i problemi della politica o di come... sicuramente però quello che veniva dato come possibilità ai popoli era quello di un'altissima formazione, sia da un punto di vista umanistico che delle arti. Quindi tu mi parli di tuo padre che era primo oboista, di tua madre che era una danzatrice, e quindi come funzionavano, no, i teatri di Stato, le grandi compagnie. Questo è importante, perché non è detto che poi tutti quanti debbano fare per forza i danzatori o i musicisti, ma in generale ritengo, e torniamo quindi a bomba sul mio primo stimolo che ti ho dato, che la formazione sulla danza, a prescindere da quello che poi può essere... Non è detto che devono diventare tutte Carla Fracci oppure Nureyev, cioè è una formazione che poi ognuno se lo porta avanti nella vita. Questa. E quanto, per esempio, tu, dalla tua esperienza, arrivi intanto in Italia a che età? Qua io sono arrivata a 28 anni. Perfetto, quindi avevi già comunque sì, un trascorso da ballerina, di concorsi internazionali. Sì, raccontaci un po' questa... Avevo finito gli studi a Tirana e in Accademia delle Arti di Tirana, e là tutti i miei maestri avevano finito al Bolshoi. Quindi Teatro mi immagino poco, che diciamo, il massimo proprio... C'è ancora nell'immaginario collettivo che quando si parla di Bolshoi si parla di un'espressione straordinaria e massima della danza a livello È vero. universale. Dopo ho fatto 10 anni al Teatro dell'Opera come prima ballerina, e dopodiché sono arrivata in Italia. Qua con siccome mi mancava tantissimo la danza, allora ho deciso di aprire la scuola. Ma è una cosa molto importante, perché cioè, non tutte le ballerine possono fare la maestra di danza e viceversa. E qui ti fermo perché è importante, no? Perché anche nel campo della musica o del teatro, essere un buon musicista o un bravo danzatore o un bravo attore non corrisponde ad essere un bravo didatta. E lì entriamo nel merito, nello specifico di qualcosa che è veramente importante, perché la didattica, soprattutto per quello che riguarda le arti sceniche in particolare, è qualcosa che deve avere probabilmente dentro da un punto di vista dell'artista, perché essere un formatore è una responsabilità importante. Intanto perché vuol dire non creare false aspettative tra coloro i quali vengono, ma soprattutto perché le discipline di formazione artistica servono a prescindere, come abbiamo detto fino a questo momento. Quindi qual è stato il tuo rapporto arrivando in Italia da una formazione anche abbastanza rigida, il tuo confronto con una nazione, un posto nuovo, e quali sono state le idee che poi hai provato a innestare rispetto a quelle che erano le tue esperienze? Beh, diciamo che soprattutto dove io vivo, ad Acquaformosa, là è la sede della scuola, è una mentalità molto chiusa, non immaginavano mai di portare i figli a danza. Infatti ho iniziato con 5 ragazzi, però man mano si sono fidati, hanno visto la professionalità, la serietà a scuola, e quindi hanno piano piano cominciato a mandare i figli. Però è anche un discorso qua che spesso, soprattutto quando i bambini, perché nella danza classica si inizia dai 3 anni. Veronica, per esempio, è stata una di quelle che ha iniziato da piccola. Tu lo sai che io ho fatto, cioè, adesso magari non si direbbe, no?
Ma io da piccolo... Hai fatto prima- danza? Sì, Non mi sì, dire, ho fatto, non sì, mi dire che assolutamente qua sì. in No, ridono Italia tutti quando lo dico. No, io ma dico- in Italia io ho visto comunque che c'è una mentalità un po' chiusa. I ragazzi ma non questo però vanno dipende a anche, danza. dipende anche dai messaggi che passano per la formazione, non dipende, cioè, voglio dire, probabilmente è un discorso assoluto anche da un punto di vista del background culturale, di un macismo, no? Solitamente chi fa la danza classica magari che dice ma come fai danza classica? Io devo dire la verità, nel posto dove sono nato, che nel basso, diciamo nella Costa Viola, e Sì. quindi nella parte del basso Tirreno calabrese, c'era una scuola di danza e tra le prime cose che mia madre mi iscrisse prima a musica, ha capito che io non avevo nessuna voglia di suonare la chitarra perché volevo suonare la batteria, quindi poi mi mandarono a fare questa scuola di danza, che in realtà poi mi ha anche molto aiutato, perché mi ha fatto, ma se non altro non perché sono un leggiadro, ma mi ha avvicinato poi a degli interessi un po' più... È una cosa anche importante questa qua, che se le bambine non vogliono venire a danza, le mamme non li devono costringere a venire, altrimenti quel desiderio della danza allora sparisce. Non per loro, non lo vedranno più questa danza neanche nei loro pensieri. Quando loro vogliono, li devono portare. Senti, Questa noi è. poi mentre noi parliamo, che in questa conversazione che, ripeto, è virata molto ed è destinata sulla didattica che è legata al mondo della danza. Ci scorreranno anche delle immagini che noi mandiamo di questa lezione che poi tu hai avuto la possibilità e ci hai regalato facendola all'interno degli studi, quindi si sono prestati sia i tuoi allievi che noi ringraziamo e quindi tutti coloro i quali hanno partecipato, perché da questa conversazione, prima di questa conversazione, durante questa conversazione nascono dei ragionamenti anche su come, qual è il metodo di insegnamento di Miss Lato. E quindi nasciamo da dei metodi. Qual è il metodo? Perché esistono in tutti quanti quelle discipline, no? Sia teatrali che cinematografiche, di studio, nel campo della recitazione, ma della danza e musicale, i metodi. A quale metodo sei legato e qual è l'ispirazione del metodo che tu hai utilizzato per fare la tua scuola? Io sono cresciuta con il metodo Vaganova. Parlacene. E quindi quello ho voluto trasmettere naturalmente. Cioè, Partiamo, bisogna spieghiamo. comunque... Voglio dire, però facciamo una cosa più semplice, perché poi la gente ha paura, un po' poi con chiunque viene in televisione, parlo anche di te, insomma, informalmente. Invece la cosa è molto più semplice di quella che è. Quando si entra nelle case lo si fa in punta di piedi, ma bisogna rendere le cose semplicissime. E allora, per farci capire da chi ci ascolterà, da chi guarderà questa nostra discussione, un metodo. Cosa vuol dire un metodo? Un metodo, bisogna seguire dei metodi diversi, cioè vedendo l'età. Quando ci sono bambini dai 3 anni ai 7 anni, oppure 3-4 anni piccoli proprio, non puoi fare la maestra e fare cose accademiche, non è possibile. Allora devi diventare anche tu una bambina come loro, li devi far giocare, mentre si gioca, nello stesso tempo li inserisci in quella via dove prima o poi devono arrivare. Che ne so, instillando per esempio il senso del tempo, del Sicuramente ritmo. la no? prima cosa, perché senza avere ritmo non si può ballare. E per esempio ritengo che sia una cosa che di nuovo ritorna alle nuove generazioni, no? Il senso del corpo, di come si muovono le braccia, di come si sta dritti con la schiena, perché ricordiamo che la danza è una grande disciplina. Anche lì questo ritengo che bisogna, attraverso il gioco... È anche una terapia per il corpo. Infatti, Riesci a capire, a sentire il tuo corpo, ed questo è molto importante. Questo lo è perché, per esempio, no, le popolazioni che stanno più a sud, rispetto invece al metodo un po' probabilmente più algido, no, dei popoli del nord, che hanno meno bisogno di noi mediterranei di esprimersi attraverso, no, il movimento soprattutto delle braccia, perché comunque il nostro corpo racconta in gran parte o accompagna l'intenzione della frase che diciamo, cioè il corpo esprime rabbia, esprime tenerezza, esprime
garbo o esprime violenza, insomma, questa è la verità. Quindi è una gamma di esperienze che attraverso la disciplina e non proprio la danza tout court, no? Si può insegnare. Qualsiasi ballo che alla fine, perché il risultato dopo una lezione di danza si arriva poi nelle coreografie. In ogni coreografia bisogna esprimere qualcosa, proprio quello che hai detto. Per esempio Veronica ha fatto ultimamente, lei cura le danze moderne nella nostra scuola, quindi una delle sue danze, l'ultima, era proprio una danza hip hop ispirata, cioè fatta insomma per far emergere fuori appunto il carisma e la grinta che c'è all'interno delle ragazze. Quindi tu, tornando indietro nel tempo, hai cominciato All'età di 3 anni. 3 anni. E hai memoria di quelli che sono, al di là di quelle che poi possono essere le collezioni fotografiche, no? Perché noi sappiamo che talvolta, lo ha detto anche la tua maestra, no? Sono quasi una frustrazione mancata, capito, delle madri, no? Di scrivere i figli a scuola perché noi non abbiamo potuto fare danza, noi non abbiamo potuto fare, allora magari i nostri figli potranno fare. Ma hai memoria di quelli che poi sono stati non solo i primi passi che tu hai mosso all'interno della scuola, ma come ti ha cambiato? Sì, diciamo che è stata la mia compagna di vita, lo è ancora e credo che lo sarà fino alla fine. Mi ha accompagnato in tutti i momenti, belli e brutti, appunto per questo, come dire, ti riempie l'anima. In tutti questi anni immagino le coreografie, no? Perché magari ci saranno state le possibilità di spettacoli o tante altre situazioni. E quanto trovi vera la possibilità? Cioè quanto, perché per esempio è vero che il teatro è finzione, no? Nel momento proprio dell'esercizio scenico, perché si rappresenta un testo e quindi si prova a vestire o a entrare dentro il personaggio, ma in realtà il personaggio finisce col finire dello spettacolo. La stessa cosa riguarda anche i danzatori, ma dentro, per arrivare al pubblico, bisogna portare una gamma di verità dal punto di vista dei sentimenti che è propria del danzatore, e la disciplina deve insegnarti a far vivere quelle che poi sono le tue esperienze di vita, no? Nella rabbia, certo, nel dolore, nella gioia, nella passione. Sì. Questa è una cosa che tu sei riuscita, insomma, attraverso la danza ad esprimere? Sì. Cioè, nel senso che sei riuscita a fare una coreografia ricordando anche dei momenti di dolore? Sì, dei momenti della mia vita, insomma, che stavano passando e quindi mi sono calata, diciamo, all'interno di queste coreografie. Io ti credo, perché secondo me ha degli occhi che dicono la verità. E quindi questa è una cosa... Questa emozione che i ragazzi, che noi diamo ai ragazzi, loro lo esprimono a modo loro, però lo devono riuscire a esprimere talmente tanto che deve arrivare al pubblico. Ma quello altrimenti il pubblico non si emoziona. Se loro non si emozionano, non arriva l'emozione da loro, non ci sono gli applausi, non c'è. Io ritengo che per quanto fine. poi uno, quando dice che può diventare un esercizio ginnico, io ritengo anche che nei ginnasti, no, al di là della grande tecnica e della passione, perché la danza non è ginnastica, però la danza non è ginnastica. Non è ginnastica, e quindi assolutamente no. Dentro si giocano tutte le emozioni. Parliamo
Parlavamo a telecamere spente quando si montavano le coreografie dell'importanza poi di arrivare, no? Tu hai citato un'esperienza di Veronica e parlando di danza moderna, di contemporaneo, poi lei addirittura parla di hip hop e quindi entriamo nei ritmi e nei linguaggi urbani, no? Dell'underground, cioè questi sono l'hip hop è qualcosa che nasce dai bassifondi di New York, delle grandi città, dove soprattutto le popolazioni più svantaggiate, ecco non meno avvantaggiate, ma le più svantaggiate provano a stabilire un linguaggio per comunicare con il resto del mondo e lì nasce questo linguaggio che è un linguaggio di ribellione, insomma, in un certo qual modo, no? Esprimersi ed esprimere tutta una gamma di sentimenti attraverso, per l'appunto, il movimento. Ma quanto è importante partire dalle basi classiche? Cioè proprio dalla sbarra, dalla prima posizione, dalla seconda, dal plié, cioè da tutte quelle cose che io vedi, poi vagamente ricordo... Allora, la danza in generale lo possono fare tutti, come i ragazzi vanno in discoteca e passano una serata, mentre la danza classica non lo possono fare tutti e la danza classica è la base di tutte le altre discipline. Quindi anche i bambini quando iniziano devono iniziare con quella predanza, come ho detto prima, come un gioco però che è sempre la base classica. E poi un'altra cosa che io ho notato è che spesso le maestre li fanno iniziare ai bambini la danza moderna prima degli 11 anni e non è possibile. Non è possibile perché essendo la danza, correggimi Veronica, quindi cioè, la danza moderna è un po' diciamo selvaggia tra virgolette, quindi è talmente forte e dura che se non hanno una buona impostazione che viene tramite la danza classica rovina completamente i ragazzi. È un po' come l'Accademia di Belle Arti, no? Quando cominciamo a ragionare sul fatto che vogliamo disegnare, diventare pittori, no? E diventare astrattisti poi è un passaggio successivo, cioè una sintesi. È giusto. Quindi come la danza moderna o le coreografie moderne poi diventano una sintesi di quello che però si è imparato, si è avuto la possibilità di imparare dal preaccademico e quindi dal percorso che poi passa assolutamente dalla disciplina e sai anche come utilizzare per l'appunto il corpo e come puoi sviluppare dei movimenti. Perché per esempio le cose più interessanti che vedo nella danza moderna o nel contemporaneo hanno una correlazione importante con il classico. È la base, certo. In assoluto. È la base in assoluto. Io poi vedo le cose interessanti che nascono, che arrivano anche ad oltremani, ma che adesso arrivano anche in Italia, soprattutto dei danzatori di colore. La danza di strada a volte. Sì, che quando la street art da quel punto di vista anche della danza si unisce al classico diventa veramente una coniugazione di stili molto, molto, molto interessanti. È vero, è vero. Aggiungerei tanto sulla danza classica, ma anche il fatto delle punte, per esempio. Spesso nelle scuole li fanno salire sulle punte le bambine quando hanno un'età ancora, quando non sono ancora create strutturalmente, strutturalmente, ecco. Prima degli 11 anni non è possibile, tecnicamente non è possibile. C'è poi ecco sì, e quindi questo è un altro passaggio importante, che diventa anche un esercizio fisico, perché poi per esempio si parla anche di cattiva nutrizione o soprattutto le nuove generazioni sono poco avvezze al frequentare, che ne so, esercizi di palestre o comunque si ha paradossalmente una cura maniacale dell'apparire, ma non della cura, non solo dell'involucro in quanto aspetto esterno, insomma, della figura, ma dal fatto che comunque è anche una questione anche di salute. E la danza in questo è importante perché c'è tutto un aspetto aerobico, no? Di respirazione e anche di sviluppo, di allungamento dei muscoli, di postura. Giusto. Questo diventa importante, se non sbaglio. Molto importante, molto importante. Cioè, poi, ecco, facendo questa buona attività fisica, che è la danza, ma qualsiasi altro tipo di sport, facendo anche una giusta alimentazione,
allora non si può mai arrivare nell'obesità come qua al sud, che è una percentuale che fa paura. Quindi può anche diventare un modo per far crescere generazioni anche più sane. Noi chiudiamo un attimo questa prima parte, diamo un po' di spazio a quelli che sono emozionali, ripartiamo da te, perché poi è bello capire quale può essere la relazione tra quando si comincia a fare danza da piccoli, quello che pensano gli altri, no? Perché comunque ci si gioca con le bambole assieme agli altri, si fanno i giochi con gli altri, però si rischia di essere un po' diversi. A tra un poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Di nuovo qui con voi e oggi abbiamo scelto due amiche particolari che appartengono ad una delle arti che noi prediligiamo, anche se la pratico poco, nel senso che anche da un punto di vista professionale. Esiste un mondo importante in Calabria che riguarda la formazione. Chi la fa bene, chi la fa peggio, questo non vogliamo entrare in merito in tutto questo, perché comunque sarebbe discriminante rispetto ad alcuni o ad altri. Ma abbiamo scelto di parlare con due formatrici che fanno per l'appunto questo mestiere in un'arte eletta, che è quella della danza. E abbiamo Brunilda Lato e Veronica Todaro. Abbiamo fatto questa scelta perché poi c'è un passaggio inevitabile di testimone nella vita, quando si concretizza, quando la buona formazione attecchisce, vuol dire che quasi sempre da una buona maestra può nascere una buona allieva che a sua volta poi ha l'obbligo... Può anche superare. Sì, ma la questo maestra. è sicuro. Solitamente si dice che i buoni maestri hanno degli allievi che li superano e quando questo accade vuol dire che è stata buona la disciplina. Giusto. Ma in generale il fatto di un passaggio di testimone tra formazioni è importante, perché chi comincia, come quando Brunilda è arrivata da Tirana, aveva la stessa età che tu hai ora in questo momento, sì. E tu eri invece un'allieva di 3 anni che si iscriveva, che comunque si approcciava alla danza per l'appunto ragionando su questo metodo, su questa sua innovazione, su questo portare una sua esperienza che arrivava da un'altra parte del mondo, diciamo, anche se poi è paradossalmente vicino. 3 anni, Acquaformosa, e quindi poi insomma no, si gioca a 3 anni ancora manca forza alle bambole, sì, cioè, si gioca saltellando, sì. Però portarsi dietro il fatto, il bagaglio di fare danza con invece amiche che non sono approcciate alla musica, cioè, il danzatore è sempre un po' visto, hai delle difficoltà, no? Perché la danza un po' per disciplina ti aliena da quelli che poi sono gli impegni che puoi dedicare allo svago quotidiano continuo, perché se lo vuoi fare veramente... Sì, sì, è vero. Però quando uno ha questa passione, insomma, non se ne... Non manco se ne rende conto, dici non tu, se no? ne rende conto, sì. Cioè, è talmente tanta la voglia di continuare che... Magari giochi anche meno con le bambole, sì, poi infatti. Non hai il tempo di giocare perché il tempo di venire a danza, poi devi studiare, poi... A volte uscivo da scuola e andavo direttamente a danza. E questo tornavo la negli sera anni tardi. è diventato sempre più, no? Sì, però perché... non è mai stato pesante, non mi è mai pesato. Vabbè, quello mai. È il piacere. Fa diventare bella forte, sì, come carattere comunque. No, ma io sono convinto che poi della danza la disciplina è la cosa più importante. Io negli anni della formazione del teatro ricordo volentieri una cara amica, una grande maestra che lavorava nei Wuppertal di Pina Bausch e quindi c'è un accostamento, se volete poi la danza è un teatro, è una forma di spettacolo universale, tant'è vero che il teatro danza nasce da questi movimenti ed era importante perché, come tu dicevi prima, in realtà muoversi con un criterio lo possono fare tutti, non arrivando alla danza classica, ma io vedevo che all'interno delle classi ci sono degli attori importantissimi che per ovvi motivi non cito, ma grandi protagonisti che sono miei amici, che sono stati compagni d'accademia,
che magari pesavano un po' più di un quintale e si muovevano come delle libellule, cioè magari non sarebbero stati pronti per il Bolshoi, ma acquisivano un'armonia da utilizzare. Questo è acquisire, quello è, che porti avanti poi. E la coscienza del corpo, questo è importante. Giusto, la prima cosa che coscienza del abbiamo detto. corpo. Sì. E poi la formazione, no? Si parte dal classico, la predanza, la danza E la propedeutica. La propedeutica, chiaro. Poi predanza e poi i veri gradi della danza. È come l'avviamento all'espressione teatrale, prima si comincia dalle piccole cose E poi per saggiare. anche se nelle nostre scuole comunque non è che abbiamo tutta questo, cioè non si può lavorare tutti i giorni. Per esempio io in accademia lavoravo tutti i giorni, dal lunedì fino a sabato, 7 ore in fila. Ma anche di più. Quindi, io me lo ricordo ecco, perfettamente questo. Sì. Quindi quando io tornavo danza, cioè da danza a casa, non avevo forza di studiare. Ed è vero che per esempio, perché io lo ricordo dai periodi di formazione, al mattino nelle accademie vere e proprie si predilige l'attività aerobica, quella di fiato, insomma, di forma fisica, e poi al pomeriggio si lavora più sugli stili, sulle coreografie, perché questo poi... Anche su teoria si lavora tantissimo e noi questo lo facciamo nella nostra scuola. Cioè i ragazzi quando si diplomano comunque qualcosa devono ti sei portata dietro quindi quella che è l'impostazione classica dell'accademia. Giusto. Che mi sembra anche importante. se in minimo, diciamo, perché ho detto non si può lavorare tutti i giorni, poi diventa un po' troppo pesante, perché oggi fanno scuola di pomeriggio, spesso fanno rientri, vanno in piscina, vanno c'è un rapporto bulimico con le attività, però forse anche lì, torno su quello che diceva Veronica prima, che probabilmente è più i genitori che chiedono un po' troppo anche a volte. È vero, si stressano un po' i ragazzi, è vero? Troppo, sì. Volevo chiedervi una cosa che mi è venuta in mente. Per un danzatore restare in Calabria, in generale, voglio dire, fare danza in Italia diventa difficile, cioè se non sei legato a un teatro di tradizione, molto. Quindi entri in una compagnia, sono poche le compagnie che producono e distribuiscono balletti, tant'è vero che sui grandi classici noi ancora oggi abbiamo in Italia l'importazione di spettacoli che poi vengono distribuiti da agenzie che verosimilmente si ispirano alla scuola dell'est, ma poca è la produzione e la cultura della distribuzione dello spettacolo della danza in Italia, e questo fa a cazzotti proprio letteralmente con i numeri invece che si partoriscono nelle scuole di danza. Allora, delle due l'una, o è una velleità che hanno solo i genitori e quindi quella di far iscrivere i bambini, perché scusate se ve lo dico con franchezza, perché c'è una cosa che non mi torna, e allora si esaurisce la pena dopo gli anni di scuola, almeno quelli giusti o sbagliati che siano. Però è strano che non si riesca ad avere un pubblico in continuità per quello che riguarda la danza. Cioè, esistono dei posti importanti come Bologna, cioè in Italia, cioè dei centri di eccellenza grandi ci sono nella distribuzione della danza, ma non ci sono i grandi numeri di pubblico. Questa è una cosa che un po' non mi torna, cioè anche nel piccolo di quella che può essere l'esperienza della distribuzione della danza classica. Poi non ne parliamo proprio della moderna, perché forse anche lì la classica attira con i titoli. Ma perché non c'è grande pubblico nella danza, secondo voi? Ma non lo so, guarda, io posso dire questo, che comunque c'è, non tutti seguono la danza, ecco. C'è come al teatro. Ma è un po' più semplice la cosa, i numeri sono diversi. I numeri sono un po' diversi. Io te lo dico perché nella programmazione dei teatri la tentazione, proprio per andare incontro alle centinaia di persone che frequentano, che praticano la danza, allora la tentazione è forte di aprire dei segmenti di mercato che sono relativi all'anca danza. Magari, ecco, adesso magari la gente ha altre aspettative, quindi deve essere non lo so come lo dite in italiano, cioè tu dillo come vuoi, intrecciare, non lo so come, cioè la danza con teatro, oppure
cioè fare un altro tipo di spettacolo riguardo alla danza. Non deve essere solo un palcoscenico chiuso oppure quei teatri aperti, no, anche sulla strada c'è la danza, puoi esprimere tutto anche sulla strada. Cioè, io infatti ho un progetto del genere in mente. Ma anche lì però fare. sarebbe interessante che tutte quante le scuole, almeno in una parte, non dell'attività di formazione, o comunque provassero a trovare una linea comune che possa sfociare in un ragionamento produttivo, cioè nel fatto di dare la possibilità ai più meritevoli, i più bravi, insomma, parliamoci chiaro, Vabbè, questo è normale. che arrivino in una compagnia, cioè perché io per esempio le compagnie è importante poi per dare sfogo, perché se no penso che per i danzatori calabresi bravi l'unica strada sia quella di insegnare a loro volta, perché la possibilità di entrare in una produzione, se non prendi la valigia e vai via. No, è questo, lo stavo dicendo, devi prendere la valigia e devi andare via. Ci sono provini, concorsi in tutto, a Roma entro in una giornata possono essere forse 20 di questo tipo, quindi uno ci deve provare, deve prendere la valigia e deve... Quanti sono sbagliati, Veronica, secondo te, dall'esperienza che tu hai avuto da quando avevi 3 anni ad oggi, che sei diventata madre, tra le altre cose? E quanto è sbagliato, secondo te, la fascinazione sbagliata che hanno i talent televisivi, no? Dove tu pensi che stai chiusa 4 mesi in uno studio televisivo e puoi imparare a danzare o comunque che c'è la convinzione che un talent possa formare un ballerino, o quello che si vede, comunque quello che arriva a chi sta a casa è quello. Sei d'accordo tu sui talent No, io no. Per me la formazione non è di 4 mesi, insomma, la formazione è durante tutti gli anni che tu... è un percorso di studio. Anche perché, voglio dire, da quel punto di vista arrivano anche dei danzatori giovanissimi, no? Si lavora magari probabilmente più su delle coreografie. Anche perché comunque la danza non ha una vita lunga poi sul palco, un danzatore non può, cioè devi Il bacino cede dopo un po', quello che mi dicono. Ma proprio il palcoscenico vuole... gente fresca. Vabbè, ma cambiano come cambiano... Vabbè, Carla Fraci ha ballato anche... Vabbè, ce ne sono esempi, abbastanza, sì. ecco, però sono rari questi. E Io poi la ricordo danza... mia madre ha lasciato la danza quando aveva 40 anni. E poi la danza, come anche il teatro, è una di quelle forme d'arte che non ha memoria storica. Uno spettacolo si consuma nell'emozione, nel rapporto emozionale tra il pubblico e gli artisti nel momento in cui si chiude il sipario. Perché è inutile guardarlo in televisione, uno spettacolo di danza, giusto o sbagliato? Sì. È giusto, Ditemelo. è giusto. L'emozione che ti dà dal vivo, ma poi in generale è così. In generale è così. Quando vedi qualcosa dal vivo è tutto un altro discorso. Torniamo a parlare della formazione, parlo con entrambi, insomma, poi dividetevi la domanda come vi pare. Quindi, predanza. Propedeutica. Andiamo Prima avanti. propedeutica, poi predanza e i vari gradi. E i vari gradi, parliamo della classica ovviamente. Dopodiché, però, è inevitabile che abbiamo un'invasione di ritmi e movimenti che arrivano dal mondo, no? E quindi, al di là di quelle che poi possono essere danze popolari, ne abbiamo un esempio perché poi ne parleremo in chiusura e faremo vedere, tra gli altri, un servizio che è relativo proprio ad una performance che avete fatto all'interno. Ma si chiedono, no, i balli latinoamericani o le danze di figura aiutatemi in questo, perché bisogna capire qual è la differenza tra la disciplina e quindi un unico percorso e poi invece quelle che poi possono essere danze di carattere, danze sportive. In questo mi perdo un poco, quindi mi dovete aiutare. Chi risponde? Vai, vero? Beh, vabbè, la disciplina è la danza classica per me, perché è quella che ti forma su qualsiasi corso di danza, che sia moderno, che sia latino. Anche un ballerino latino ha bisogno della formazione di danza classica. Senza la formazione di danza classica non si va da nessuna parte. Perché un ballerino caraibico, una ballerina, se mi fa il piede in questo modo non ha senso. Cioè, ma pure nel portamento esteticamente guardare una ballerina che sta così, invece deve essere con la ma punta. Anche nel portamento delle braccia, in qualsiasi cosa.
I piedi, le mani, le braccia, la postura raccontano tutto quanto... La sguardo, si lo restituiscono al sguardo. linguaggio, così come È lo sguardo. un portamento proprio del corpo. Sono perfettamente d'accordo, quindi su questo conveniamo. Però bisogna anche adeguarsi un po' ai tempi, no? E anche lì c'è la domanda che arriva, costante, da parte di chi poi vuole prendere le derive della danza, no? E quanto è difficile poi far capire che il percorso è sempre quello del classico e poi bisogna avvicinarsi al moderno, perché c'è gente che invece, da quello che io ne so, parliamo sempre di formazione, di quanto può essere importante anche per i vostri figli, per chi ci ascolta. Non pensare che una persona si può iscrivere a una scuola di danza e fare direttamente moderno, hip hop o jazz, perché ritengo che sia poco probabile, cioè da quello che mi avete detto. Perché non dà il massimo, ecco. Non può mai dare il massimo. Con la danza classica riesci a sentire bene il tuo corpo. Perché io sono convinto che magari alcuni hanno un senso del ritmo, dimmelo tu, più sviluppato all'interno, e quindi quello ce l'hanno, perché probabilmente vive nel codice genetico. Ma questo, il senso del ritmo è una cosa, il fatto di utilizzare il corpo assieme al senso del ritmo che si ha è completamente un'altra. Un'altra cosa. Perché poi magari si vedono nelle Poi coreografie. questa anche viene con la maturità, anno dopo anno, e quando si arriva veramente a diploma, con l'applicazione vedi che forse, io ti aiuto in sono- questo, secondo me è l'applicazione che aiuta, nel senso che la maturità arriva, ma perché la maturità fa parte dell'età degli anni che passano, Sì. e anche questa, se ci pensi, è tempo, Certo, sì, e tu lo conti in 4 quarti, oppure in non so che cosa, ma vero. siamo lì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oppure come vogliamo, ma segna il tempo che passa. E da quando sei arrivata in Italia ad oggi, come la vedi questa, come vedi la nazione che ti ha lasciato alle spalle e come vedi questa nazione? Perché questo è anche importante, anche in relazione al mestiere che fai. Beh, ormai l'Italia, Calabria fa parte di me, perché diciamo che quanto ho vissuto là, ho vissuto anche qua. Ho fatto capire la mia età, giusto? Ma questo non lo so, bisogna poi, sai, perché poi la storia è un'altra cosa che si rimuove facilmente. Quindi. No, e qua comunque l'Italia è la patria dell'arte, quindi riguardo a questo mi sento fortunata, ecco, mi sento fortunata. Sono stata io cocciuta che ho cercato di andare sempre in avanti, anche in questa scuola che ho aperto, anche perché con le difficoltà comunque che trovi, ma le stesse difficoltà li avrei potuto trovare magari anche nella mia terra. Ma ecco, qualcosa, siccome io mi ha aiutato tantissimo questo qua, vivo in una zona dove ci sono le popolazioni italo-albanesi. Gli Arbresh. Gli Arbresh. Straordinari. Ecco. Allora questo mi ha dato vita. È una parte della Calabria che io adoro, no? Il popolo Arbresh. Sì. Sì, quest'anno è un anno un po' particolare perché sono i 550 anni dalla morte di Skanderbeg, quindi è l'anno che anche se molti stiamo Albrecht parlano di festeggiando. essere, cioè dell'arberia a prescindere da Skanderbeg. Io conosco diverse comunità che stanno in Calabria, ed è una... Ma Skanderbeg, quando dici arberia, dici Skanderbeg. Sì, vabbè, Quindi... sai bene che però comunque la storia può essere anche per molti hanno dei Vabbè, poi personaggi, ognuno dei cambia, ormai escono tutti storici, escono tutti con... Però c'è è questa così. Calabria, che questa terra di mezzo importante. Tu per esempio, no? Alla fine dei conti adesso è diciamo che è calabro-albanese, intanto è albanese. Sono passati un po' di anni. Non li cito Veronica è perché ti italiana. Italiana. Veronica no, lo so, è italiana. dico, ma il tuo rapporto, questo lo so. Mi avete bruciato un po' la domanda. Ma ti ricordi tu, quando hai cominciato, e quindi era anche diverso il tuo rapporto con lei, da ora, perché tu sei diventata donna nel frattempo, no? Sì. Quindi, cosa pensavi di questa tizia che era arrivata? La vedevi un po' Severa, come... dura. Sì, molto dura, molto severa, determinata. Diciamo che all'inizio non è che avevo proprio questa simpatia Non ci per andavi lei. di pelo, insomma, va. Però poi pian piano con gli anni Hai capito qual era il valore aggiunto? la sua importanza.
nella mia vita, anche perché comunque la mia maestra... E del suo... Li cresco io, a un certo punto li ho cresciuti. Ma si hanno delle I primi responsabilità ragazzi, quando si crescono le persone? Ma una maestra di danza soprattutto deve essere non maestra di danza, ma maestra di vita. Però io lì ho una... questo sarà un mio limite, probabilmente perché ho fatto lo stesso percorso formativo in altro ambito, che però non bisogna entrare nei particolari. I rapporti umani si costruiscono sulla base di una complicità che si crea, che si deve creare naturalmente. Il maestro deve essere un maestro che insegna la disciplina, poi può diventare anche un complice da un punto di vista della vita. Giusto. Però secondo me le due cose vanno scisse, perché quando si lavora con questo tipo di insegnamenti si entra molto sui sentimenti e si è anche in grado di e là sta cambiare. Poi tutta la differenza sta lì, riuscire a prendere non plagiare, quello che, ecco, nel senso nutrirsi a vicenda. Altrimenti no, è vero, questo è vero. Perché si possono deformare anche le personalità di giovanissime donne, come era nel suo caso, bambine prima, ma poi giovanissime donne. Giusto. E quanto questa cosa della disciplina poi ti è servita e quanto tu la stai utilizzando anche con le tue allieve di ora, no? Adesso sei madre, ma sei anche una docente e hai anche delle allieve. Ti rivedi un po' negli occhi di queste bambine, no? Sì. Mi è servita molto, proprio nella vita, comunque la determinazione che ti dà la danza. Mi ha portato a seguire comunque il mio percorso, a rimanere nella scuola insieme a lei e a saperla dare anche alle bambine oggi. Ti ha dato equilibrio rispetto anche ai periodi, abbiamo fatto un passaggio prima. In generale la danza nella vita, rispetto al fatto che comunque hai amato, sei stata lasciata, hai ripreso, ti sei sposata, ora non si entrare nei particolari, questa disciplina, al di là della sensibilità che quindi sviluppa, ti ha dato anche un equilibrio nella vita per personale, vivere le tue passioni, le tue emozioni. Sì. Sì. Quindi abbiamo abbandonato la vergogna, stai facendo pure un bel sorriso. Va bene, noi abbiamo terminato il tempo nostro, perché non sembra, avevate paura, no? Sembrava tantissimo, il tempo invece è volato, abbiamo fatto un'ora di trasmissione di io la paura mia è che non riesco mai a esprimermi per il Vabbè, fatto che poi, non potrò mai parlare come si deve in italiano. Questo poi ce lo dirà. Questo è un handicap grande mio, però. Questo ce lo dirà il pubblico poi, fallo dire al pubblico, insomma, qualcuno poi vedrà sicuramente e apprezzerà o meno. Io saluto Brunilda Lato, saluto Veronica Todaro e quindi abbiamo due generazioni divise da un'unica passione, unico comune denominatore, che è quello dell'insegnamento di un'arte nobile, importantissima, dove non arriva il linguaggio parlato, arriva il linguaggio del corpo. Abbiamo parlato di danza assieme a loro, assieme alle immagini che ci hanno regalato, con questa che è stata una trasmissione, un'edizione, una puntata speciale di Proscenio con all'interno loro due e parte della loro realtà di formazione, con alcune lezioni che vi abbiamo fatto vedere. Vi lasciamo, Brunilda ha ricordato questa ricorrenza sui popoli Art Brescia, su questi 550 anni, con una danza particolarissima, addirittura in costume, e poi sicuramente ci vediamo, visto che abbiamo rotto il ghiaccio ci rivediamo per approfondire delle altre cose. Sicuramente, perché sarà un piacere. Ci sono cose che abbiamo lasciato in sospeso e che riprenderemo sicuramente. Grazie di essere venuti. Dricula e Bari e Cumbari e Piu, Tundenis e Vemigna, se Pinata, Oindri e Doglia Cic Fingil, Javure Portogalien, Uscate Pierciotin, Semos Nieri e Do. Giocan e mati matosito, che te pimmi mi tu e ti. Ma rozim bene fort, e bene vetrite, Bumbigia oshmea, mati mosungaricar, se cungulia spiot, mezzuca e uit groft, Mosengre pumbigin segna moguetare ligi. Giocan e mati matosito, Piente pilmi mi tu e ti. Dose
e grazie tua, dietro in me con mua, e do se pigna per me, sambuchi nanghit e un ghirna e pimi, e dopo un biato i frimi, e a mie vegri speglie, e gli uomini tarandeglie, io cange matti, matosito, che te pimi unitu e ti. Che te pimi unitu e ti. E mo sun garica, se c'è mie denci xiare, e ulken c'è giuliche, dure due diva giuliche, e do se vieni a dir, e pizze ostimi, e dopo c'è lietozza, siamo un bambino de marozza. Io cange matosito, che te pimi unitu e ti vai te canana, te pigne niente irmati, e tu ed en cic sambu, che ti zoci tu, e i vui aggiungi, e viva me hare, viva ed e vet, mati nanghite te, io cange matosito, che te pimi unitu e ti. Matosito, che te pimi unitu e ti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.